la mia anima è cresciuta nella silenziosa ombra di Siena, in disparte, senza amicizie, ingannata tutte le volte che ha chiesto di essere conosciuta. Queste parole, scritte da Federigo Tozzi durante la Prima Guerra Mondiale, descrivono il suo mondo: attaccamento a una città carica di passato, desiderio di comprendere gli uomini e di amarli, amara e sconsolata solitudine. Tozzi fu uno dei rari scrittori che seppero sottrarsi all'estetismo d'annunziano per aggredire la dura realtà. Il suo mondo è quello di una civiltà ancora contadina, non veduta come rifugio, come idillio patriarcale, bensì come luogo di piccoli interessi, di aspre lotte, di figure meschine e disperate, tra i fattori che vengono da Porta Camollia a vendere bestiame e verdura ai mercati. Le loro donne sformate dal lavoro, i ragazzi che imparano presto la legge dell'egoismo e dell'avarizia. I contadini e i mercanti passavano tra i mucchi dei bovi, mentre altri, a capannelli, dove c'era più posto vuoto, stavano fermi, discutendo e contrattando per ore e ore di seguito. Ai carri erano legate 4 o 5 paia di bovi, oppure un branco di vitelli, con la testa e la fronte coperta di fronzoli rossi. Siena diventa, nei romanzi e nei racconti di Tozzi, un luogo chiuso, stregato. Dietro ogni porta, dietro ogni finestra, c'è una passione nascosta, una tragedia invisibile. E lo scrittore si affanna a scoprirle, a decifrarne i moventi, in opere dai titoli più che significativi: Gli egoisti, Il podere, Tre croci. Tozzi ha anche sentito l'influsso delle ideologie del suo tempo, da una confusa simpatia giovanile per l'anarchismo sino all'evocazione dello spirito primitivo dei mistici, ancora presente nella città con tanti segni tangibili: le vecchie chiese, le tavole dipinte, i conventi dove echeggia il ricordo di Santa Caterina, l'innamorata di Cristo. Un primo incontro con la piccola folla dei sensali, dei barrocciai, dei mercanti, Tozzi lo ebbe nell'osteria di cui suo padre fu proprietario per qualche tempo. Del resto, i rapporti col padre, uomo autoritario e violento, sono all'origine dei traumi e delle malinconie del giovane Tozzi. Basta che io mi ricordi di quelle mie tristezze, perché mi sembri cattivo anche il cielo di Siena. La tristezza stava sopra la mia anima come una pietra sepolcrale, sempre più greve. Mi sentivo schiacciato sulla sedia e avrei voluto morire. Tozzi allora cerca scampo attraverso l'amore, la lotta politica, la meditazione religiosa, la poesia. Cerca scampo anche fisicamente nella fuga. Eccolo allontanarsi da Siena per diventare impiegato delle ferrovie dello Stato. Oh strade che mi parevano chiuse sotto campane di vetro. Oh amicizie sognate e soffocate per forza dentro la mia anima con ira. Per un po' accarezza il sogno di un tranquillo futuro di capostazione, fra il ticchettio del telegrafo e i fischi dei treni che passano e cercano il mondo. Ma anche questa sarà un'esperienza negativa, della quale rimangono le tracce in un libro di feroce ironia, I ricordi di un impiegato. La morte del padre lo riporta a casa. Ora deve improvvisarsi padrone, l'uomo che manda avanti il podere, l'uomo che governa altri uomini e vince la natura. Intorno a lui si allarga un paesaggio delicato e struggente.
Accanto a lui sono i lavoratori incalliti, rassegnati od astuti, con le loro mogli silenziose o pettegole, con i loro bambini inconsapevoli. Tozzi ritrova il clima dell'infanzia e della prima adolescenza, l'atmosfera che gli ispirò la vicenda drammatica del romanzo Con gli occhi chiusi. Inadatto agli affari perché troppo umano, si richiude sempre più nella lettura e nello studio. Le stanze dove scrisse le sue pagine faticate, tormentate, piene di dubbi e prive di ogni piacevolezza, sono ancora lì, nella casa sul colle, a Via dei Cappuccini, piene ancora dei suoi vecchi libri. Le custodisce fedelmente Glauco Tozzi, il figlio che lo scrittore ebbe da Emma, la moglie affettuosa, Emma dagli occhi azzurri, sola consolazione della sua esistenza breve e difficile. Accanto alla casa padronale si può ancora vedere, e Glauco Tozzi viene a mostrarcela, quella dove abitava Ghisola, la giovanissima protagonista di Con gli occhi chiusi, immagine di un amore più sognato che vissuto. Questa che noi vediamo è la casa dello scrittore, costruita da suo padre. Nella parte superiore alloggiava lo scrittore con la sua famiglia, nella parte inferiore alloggiava invece la famiglia dei salariati e Con gli occhi chiusi è ambientato proprio nel punto in cui ci si trova noi, come pure sono ambientate qui nella casa toziana altri scritti, per esempio il lungo racconto In campagna, che fu anche il primo edito dello scrittore. Anche ambientata qui una novella particolarmente interessante, quella intitolata Un ragazzo, in cui l'autore racconta uno dei tanti scontri violentissimi con suo padre, che lo rimproverava per essersi appropriato di una piccola quantità di canapa trovata in un campo e lo aveva crudelmente punito alla presenza della serva padrona. Proprio questa presenza aveva particolarmente ferito il ragazzo. Qua anche abbiamo un'altra parte dell'ambiente, pure ricordata negli scritti. Dentro questo angolo della casa, che è sempre la casa di Tozzi, è ambientata la descrizione di uno dei più bei brani di Bestie, cioè la descrizione del temporale che si abbatté sul bosco vicino. Qua sotto si estendeva la parte rurale con l'ingresso al tinaio e a altre case di contadini e di assalariati. Io stesso sono nato nella casa padronale che ho indicato e ci vivo tuttora. Il mondo contadino delle vendemmie e dei raccolti diventa pian piano il simbolo dell'intera società, della sua rete di rapporti economici e psicologici, un microcosmo che riflette un macrocosmo. Attraverso la campagna e i suoi uomini, Tozzi cerca di interpretare la coscienza storica degli italiani, come il suo maestro Verga aveva fatto partendo dalla vita dei pescatori di Aci Trezza e dei braccianti della piana di Catania. Era stato bocconi in terra, chiudendo tra le braccia un pulcino per tenerlo con sé. Aveva aiutato le formiche togliendo dal loro cammino un bastone che dovevano valicare esitando. Cercava di superare le sue malinconie, ma non poteva dimenticarle quanto avrebbe voluto. Talvolta ne era distaccato di soprassalto e allora gli veniva uno stato mentale confuso e torbido che pareva sempre per andarsene, e aveva l'illusione che il suo spirito assumesse così enormi proporzioni che i suoi pensieri vi si smarrivano dentro. Nelle sue pagine si alternano ai paesaggi e ai ritratti umani le figure degli animali, a tal punto che un suo libro si chiama Bestie.
cose sono cambiate oggi a Siena e nei dintorni. Il lavoro agricolo è diverso, il mercato non è più il centro della vita. Le feste e le cerimonie accadono in altro modo. Eppure certe costanti sono sempre riconoscibili. Da Siena venivano le frotte dei contadini che erano stati a mangiare nelle bettole, urtandosi, gridando e burlando qualcuno che aveva bevuto troppo e barcollava. Le ragazze, tenendosi i gomiti sulle spalle l'una dell'altra con tutto il peso del loro corpo, ascoltavano ridacchiando, pigiate in mezzo ai giovanotti, senza impermalirsi di certe parole che andavano a dir loro dentro gli orecchi. L'ultima parte della sua vita Tozzi la trascorse a Roma, prima come militare, poi come giornalista. Ivi conobbe gli scrittori dell'epoca e cominciò ad attirare l'attenzione della critica. Aveva appena trovato un grande editore ed assaporato un vago sentore di successo quando morì di spagnola a soli 37 anni. Era il 21 marzo 1920. Da allora la sua fama è venuta crescendo. Tozzi sta accanto a Pirandello e a Svevo, come un maestro di intelligenza psicologica e di intransigenza morale. Ma al fondo di questa sua posizione ormai storica sta la sottile e personalissima poesia che egli seppe trarre dalla propria solitudine e dal disperato amore che lo legava alla sua terra.